Grazie, grazie, benvenuti a tutti. Allora, avremo una serata un po' movimentata, abbiamo deciso di mettervi subito nel cuore di alcune questioni, con dei filmati, quindi non faremo un'altra introduzione o introduzioni, introdurremo la serata con delle immagini che vi metteranno in medias res, si diceva. Sì, perché spesso quando le persone chiedono allora com'è andata così, quando torni dalle missioni, e quando inizi a raccontare dopo poco mi accorgo che l'attenzione si perde e le persone alzano lo sguardo ed è come proprio non riescono a capire. Questa cosa la condivido anche con tanti miei colleghi che fanno missioni, medicina umanitaria. Alla fine finisce che questa specie di sindrome del reduce si riesce a parlare, a capire solo tra chi ha visto. Per cui questa sera, per evitare, o comunque per rompere il ghiaccio innanzitutto e soprattutto per cercare appunto di portarvi dentro queste cose senza tante parole, vorrei partire con un video che mi ha assolutamente colpito perché per varie ragioni. La prima è che è un video che è liberamente disponibile sul sito del New York Times, e poi mi direte se per caso qualcuno di voi ha visto video del genere in Italia. Io lo credo. E secondo, perché è un video in cui la persona che parla, che è un medico durante una missione a Gaza, dice esattamente le cose che avrei voluto dire io quando ero lì. Tra l'altro a un certo punto in una scena compare una data, 7 luglio, io sono arrivato il 22 luglio, lui non so quanto è stato, credo poco, ma alcune settimane, e quindi a poche settimane di distanza sono arrivato io. E la rabbia e la frustrazione che provavo io quando ero lì, perché per la voglia di riuscire a trasmettere alle persone quello che si vede lì, la esprime lui, però lui ha fatto anche delle immagini che io non potevo fare per ragioni legate alla sicurezza. E queste immagini voglio mostrarvi perché poi contengono in nuce anche tanti elementi che poi torneremo ad affrontare durante la serata. They bombed another school. The kids are not dead. They are burned, alive, dying, babies. Sorry, this is graphic. I don't think that people really truly understand how bad things are. What I saw there was so indescribable. I realized I needed to take pictures and document and little videos because nobody would believe it unless I did. The primary thing that I did there was triaging a mass casualty. This was not advanced ICU care. We often never got there. The longer I stayed there, I realized that my role wasn't being a physician. It was being a witness. I started a WhatsApp group where I shared reflections and stories, almost like a diary or journal entry. Reflection update 14. This is worse than I ever could have imagined. Shrapnel pulled from 1.5-year-old baby's chest wall. Gloves for every helping hand is a luxury. Hemostats being sterilized via alcohol and betadine, if you're lucky. Dr. Nabil and Dr. Muhammad have barely slept the last 48 hours. They do not have all the tools. Their gowns are not waterproof. The electricity goes out regularly, but they have tag-teamed case after case and just keep moving. The capacity of that hospital was supposed to be between 150 and 200 people, and there were 700 patients in that hospital. Last night was bad. Depressed skull fracture.
His father tapped me on the shoulder many times, asking what I thought. This kid sat upright, with no pain medicine, as they washed out his shrapnel wounds. Small child with a blast injury / traumatic brain injury. His odds of surviving were little. Every time I do not think it can get worse, it does. Today, Deir Bola, the Arianian, was bombed, resulting in a massive mass casualty event at the hospital. I lifted a dying little girl in my arms off the floor when I got frustrated waiting for a gurney and realized she was going to die on the floor at my feet. The girl, named Farah, was 12 years old, but about the size of my 10-year-old daughter. I could still feel her arms around my neck as I typed this. There were a few more kids that died today. One in his father's arms. This is a father cleaning off his son for the final time. A mother holding the shoes of her child. I don't know if he's alive. There was no time to process. We only have this many machines, we only have this much space, we only have this much gauze, right? Don't have enough blood to hang for blood transfusions, don't have enough fluids to get this person's blood pressure up. And so the decisions were made second to second, and we tried our best. This nurse's name is Warda, which means flower. My man, Enes, always ready with some nicotine. Ala, an ICU nurse and the chef of the ICU. He may understand a quarter of what I say, and vice versa, but I love him. Every healthcare provider is living in two worlds. Every time an ambulance pulls up, the first question people ask is, what neighborhood was it when the bomb dropped? Was it where my family was? Turn on the news. Massive explosion in crowded area in Khan Yunis. It's going to be busy. A little girl lay on a cardboard box. I lift the cardboard box. That's when I see the penetrating chest wound. Hell, she's going to die right here in this spot. Today, I've watched all the things I theoretically learned about burn patients in my training and education happen right in front of my eyes in a matter of one day. I will never forget this image for the rest of my life. Siblings. Ecco, quante volte magari ci siamo chiesti medicina umanitaria, ma qui non è la medicina che deve diventare umanitaria, è l'umanità che manca. E le guerre forse sono uno dei momenti più drammatici, anche se non è che si operi, si lavori, vero? Non è che si vada solo dove c'è la guerra, ma dove c'è la guerra. No, infatti purtroppo io, essendo un anestesista, mi trovo spesso in progetti chirurgici. Quindi chirurgia vuol dire traumi, che vuol dire guerre o disastri naturali, quindi spesso mi trovo in situazioni di guerra, che è comunque di per sé una buona fetta della medicina umanitaria. Tra l'altro la guerra sarà anche l'argomento del prossimo Festival della Costituzione, quindi siamo nel solco di... Siamo bene... Poi la guerra noi l'abbiamo ormai da 70-80 anni, la immaginiamo sempre da altre parti, sempre lontana. Quindi spero che dopo potremo un po' approfondire, perché uno dei privilegi di fare questo lavoro è proprio vedere queste situazioni da vicino, che da qui sembrano estremamente lontane. Però la medicina umanitaria non è solo guerra, non è solo chirurgia, per fortuna non è solo sangue. Quindi colgo l'occasione appunto per ringraziare Medici Senza Frontiere, che qui rappresento, che fa medicina umanitaria a 360 gradi, e ringraziare naturalmente gli organizzatori che prima nell'emozione del momento non ho fatto. Quindi
non è solo guerra e ci teniamo molto, ci teniamo molto a dirlo, e quindi adesso vorrei mostrarvi un altro video subito che introduce che cos'è Medici Senza Frontiere e le attività che fa Medici Senza Frontiere. Ti vediamo te? No. No, questo è un video istituzionale. Benvenuti nel mondo di Medici Senza Frontiere. Indossare una maglietta di Medici Senza Frontiere significa essere parte di un'organizzazione medico-umanitaria internazionale. Nel mondo, 26.000 persone dello staff la indossano. Vi sono rappresentate dozzine di nazionalità. Medici Senza Frontiere lavora in quasi 70 paesi per fornire soccorso e cure mediche di emergenza direttamente alle persone che ne hanno più bisogno. Le persone che indossano questa maglietta aiutano persone che lottano per la sopravvivenza, violenza, guerra, epidemie, malnutrizione, cure mediche negate, popolazioni in movimento, disastri naturali. Fornire la miglior qualità di assistenza in ogni circostanza richiede un buon sistema di rifornimenti. Ecco perché dagli anni 80 abbiamo sviluppato una logistica specializzata, capace di rispondere in tempo reale. En moins de 24 heures, nous pourrons expédier l'équivalent de 2 hôpitaux complets. Je peux vous garantir que c'est quoi sera dans 24 heures à Haïti. Indossando questa maglietta, ci impegniamo tutti a seguire i principi sanciti nella Carta di Medici Senza Frontiere. The principles of independence and impartiality are actually our strongest security. So when they feel we are wearing this t-shirt, in a way we are protected because people know that we are outside of the country. Medici Senza Frontiere fornisce assistenza imparziale, senza discriminazione e indipendentemente da qualsiasi conflitto. Siamo neutrali e non ci schieriamo con nessuna parte in conflitto. Assistiamo i nostri pazienti con dignità e rispettando le loro credenze culturali e religiose. L'imparzialità è essenziale. Curiamo il paziente seguendo l'unico criterio delle sue necessità mediche. Il 90% del nostro bilancio proviene da donatori privati e individuali. Questo generoso sostegno ci dà la libertà di indirizzare autonomamente le nostre azioni, senza ingerenze di poteri politici o economici. Durante un'emergenza, il nostro lavoro spesso ci porta a parlare pubblicamente delle evidenziali delle crisi dimenticate, per attirare l'attenzione sulle mancanze del sistema degli aiuti, per chiedere l'accesso alle persone intrappolate nelle zone di conflitto o per promuovere l'accesso ai farmaci essenziali per tutti. Indossare una maglietta di Medici Senza Frontiere significa far parte di un'organizzazione medico-umanitaria internazionale che parla liberamente e agisce in totale indipendenza. Io penso che per molti di noi che viviamo qui, quando abbiamo conosciuto Medici Senza Frontiere, quando ne abbiamo sentito parlare, abbiamo sempre pensato che Medici Senza Frontiere è fuori dall'Europa e in Africa di solito. Mi piace molto questo, c'è un po' di esotismo a parlare dell'Africa. Poi piano piano abbiamo visto che l'Africa non è tanto lontana come pensiamo. Negli ultimi 4-5 anni ci siamo resi conto che le problematiche non riguardano solo nazioni lontane. Abbiamo avuto 2 esperienze in quest'ultimo quadriennio, la pandemia e la guerra in Ucraina. L'Ucraina, prima parlavamo, non è tanto lontana. Più vicina qui della Sicilia. E tu sei stata? Sì, dopo abbiamo anche delle diapositive sull'Ucraina. Ma come dicevi tu, Medici Senza Frontiere non è solo sangue, guerre, eccetera, è diritto alla salute, per riportare il tema originario per cui siamo qui, a 360 gradi. E quindi dopo i video un po' truculenti
per esempio volevo presentarvi questo progetto di Medici Senza Frontiere, che è semplicemente Diciamo che Medici Senza Frontiere in Italia, perché anche in Italia esistono frontiere, barriere, ostacoli da superare, siccome siamo nell'ambito sempre del Festival della Costituzione, ricordiamoci che l'articolo 3 della nostra Costituzione parla di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di essere persone umane, complete, libere e in una società libera. Quindi si interviene anche dove si crede che si stia tutto bene. Questo è Medici Senza Frontiere a Udine, che aiuta le persone che hanno bisogno di orientamento, naturalmente migranti o chi che sia, ad avere un'assistenza sanitaria, diritto alla salute. Quindi se per caso non avete sentito parlare, appuntatevi pure gli orari, le cose eccetera, perché è un servizio veramente importante, se sapete di qualcuno che non ha Problemi che vuole. Tra l'altro tu dicevi giustamente, non è solo una questione che riguarda magari al primo impatto pensi gli emigranti, gli stranieri, quelli che sono qui di passaggio, ma in realtà ognuno di noi può aver trovato la difficoltà a costruirsi un percorso all'interno dei servizi, a superare gli ostacoli di natura burocratica, qualche volta di natura normativa, le difficoltà a capire i meccanismi. E quindi intervenire su questo vuol dire effettivamente fare medicina umanitaria, che non è solo fare interventi chirurgici, dare solo medicina, vuol dire anche capire i contesti in cui le condizioni di vita e le difficoltà si muovono, capire il linguaggio di chi gli sta di fronte e dargli degli strumenti per diventare lui protagonista della sua salute. È chiaro che una cosa che mi fa curiosità di chiederti subito, no? Ma tu vedi tu lavori a San Daniele, vedi un contesto, devo dire francamente, anch'io vivo nell'area della comunità collinare, no? L'ospedale di San Daniele, il territorio di San Daniele, ci sembra sempre un'isola felice, abbiamo per noi problemi come tutti, ma sono due o tre contesti molto diversi, al di là di quello della guerra. Ma essere per esempio qui o essere in un paese, mi vergogno a dire in via di sviluppo, perché lo dicevo io più di 70 anni ero adolescente quando si usava questa terminologia. a basso reddito. A basso reddito, è meglio che usiamo così. Questi diversi contesti ti hanno provocato, diciamo, difficoltà di misuri. Ma diciamo a volte è veramente difficile, straniante la differenza, come abbiamo detto, entrare e uscire dalla guerra, entrare e uscire da queste difficoltà enormi, ma è anche molto motivante naturalmente, perché fare il medico in quei contesti, diciamo, fa la differenza. Molto spesso, adesso il discorso un po' si allargherebbe, ma la medicina nei paesi ad alto reddito, no? E a volte cade in eccessi di futilità o di sprechi, eccetera. Quindi vedere il suo posto è certamente Vedere questo divario enorme fra esatto. Noi facciamo anche cose che forse non servirebbero, non sarebbero così essenziali, gli mancano le cose essenziali. Ed è per questo che secondo me occorre, però naturalmente la medicina, da noi c'è la medicina moderna, le tecniche, le apparecchiature, la scienza. È per questo che secondo me è importante che chi fa l'operatore umanitario tenga un piede in tutti i due i mondi, quello a basso reddito e quello ad alto reddito, perché solo così può esserci uno scambio nelle due direzioni, quindi andare a portare qualcosa quando andiamo là, ma portare qualcosa, riportare qualcosa indietro anche qui, sia un altro in termini di testimonianza. Avete visto che è una parola molto importante, che ci tenevo, l'ha introdotta il mio collega statunitense nel video, che era talmente frustrato da non poter fare scienza, il medico, allora mi dice: non ho fatto terapia intensiva, non ho fatto niente, ma ho sentito che avevo bisogno di testimoniare, ho aperto questo gruppo, e testimonianza non a caso, dopo se c'era il tempo vi mostrerò, è uno dei 10 punti fondamentali di Medici Senza Frontiere, quindi non è una cosa che ho inventato io o lui. Testimoniare, far sapere
le cose che succedono, proprio perché, tornando alla mia introduzione, sono cose talmente lontane che una persona se non le vede non riesce a immaginare, a volte deve crearsi degli albi perché ne intuisce la potenza, ma non riesce a figurarselo. E sempre sul solco di Medici Senza Frontiere, che non è solo il sangue, vorrei cominciare anche a mostrarvi qualche diapositiva così di vita vissuta. Questo è Medici Senza Frontiere in Italia. Ecco, questa è stata la mia, abituato, questi è Covid, siamo abituato a Africa, lui ha detto l'Africa nera, eccetera. A un certo punto nel 2019, quando è stato Medici Senza Frontiere, ha dovuto aiutare, è intervenuto a Lodi, l'epicentro del Covid in Europa, ed eccoci qua a fare una missione nel mio proprio paese, molto significativo, penso, no? Anche... Cosa avete pensato? No, perché può essere comprensibile ancora fare qualcosa per le fasce marginali della popolazione, no? Rientra un po' sempre in questa visione umanitaria che verso i fragili sono anche qui, i deboli sono anche qui. Qui ci si trovava quasi nel cuore invece del sistema tecnologico, del sistema... Sì, in piccolo, voglio dire, come dire, ci siamo abituati. Vederlo in Italia ha fatto un po' impressione, cioè quanto rapidamente un ospedale tecnologico, eccetera, possa precipitare nel caos, nell'anarchia, nel disastro. Ecco, questa è una cosa che mi piace spesso sottolineare, perché è quello che succede dopo le guerre civili, qui è stata l'epidemia, però l'ospedale di Lodi, che è un ospedale come l'ospedale di Udine, come l'ho visto, come lo abbiamo visti quando siamo andati lì, certo erano tutte persone che avevano fatto missioni abituate, però io dico sempre che il pronto soccorso di Lodi durante il Covid, come l'ho visto lì, raramente anche in contesti di guerra, forse proprio per questo contrasto, perché le persone non se l'aspettavano, persone come te, cittadini italiani, sulla loro barella destinati a morire col sacchettino a centinaia. No, ti viene da pensare che le cose stanno poco a cambiare, a parte questo è il messaggio fondamentale. Una delle cose di cui forse tu hai avuto anche esperienza diretta è vedere che anche in paesi, sì, appunto, lasciamo stare il nostro immaginario, no, dei paesi a basso reddito, ma anche paesi a reddito medio. L'Ucraina io non penso che fosse poi una situazione proprio di disastro dal punto di vista della vita quotidiana, una vita abbastanza simile. No, altro che come, ma anche se sì, l'Ucraina era un paese a reddito medio alto, quindi un paese io sono andato prima dell'ultima catastrofe, quindi nel 2018, ma già si intuivano, sono stato a Mariupol e era già da alcuni anni, no? Sì, c'erano tensioni, eccetera. L'idea appunto era Medici Senza Frontiere preparare la popolazione a qualcosa che era un po' già nell'aria. Per cui abbiamo fatto dei corsi che sono un altro importante aspetto della medicina umanitaria, cioè trasmettere, formare, insegnare. Dopo vorrei mostrare delle diapositive su questo argomento. Abbiamo fatto dei corsi sia di medicina clinica ma anche di medicina di gestione delle maxi emergenze, avete visto citate dal medico all'inizio, perché ovviamente è molto importante poter gestire una maxi emergenza. Se vuoi facciamo una pausa e mostro qualche video. No, prima però ti chiedo, hai accennato un problema che è abbastanza importante. Voi arrivate in dei luoghi che possono essere luoghi abbandonati da Dio, dagli uomini, bombardati, come abbiamo visto, arrivate in dei luoghi dove magari c'è già una classe di medici, di operatori. Hai accennato una cosa che fate, la formazione che è importante. Quando si porta quello che noi sappiamo di più, però magari qualcosa si impara in effetti anche da loro, se non altro a cavarsene in situazioni non ottimali, no? E quindi quando può capitare. Quindi la formazione e il legame con questi operatori dei luoghi.
Direi che è assolutamente una parte importantissima di questo tipo di lavoro, sia perché proprio è un punto diciamo, della medicina umanitaria utilizzare il più possibile le risorse locali, sia ovviamente per dare anche un impulso economico, perché comunque non fare lo stipendio, ma soprattutto per garantire che qualcosa resti anche quando magari si deve. Quando si deve. Quindi è fondamentale l'interazione con il personale locale, che poi apre tutta una serie di problemi, perché ovviamente specie in emergenza il personale locale diciamo, non c'è il tempo in emergenza di formare il personale locale e quindi c'è un po' di tensione tra il lavoro in emergenza e la necessità di fare formazione. Io faccio molta emergenza, cerco sempre comunque di fare D'altronde sei lì per. però qui apro una parentesi, io ho messo anche nella presentazione, vorrei mostrare anche le cose non tanto edificanti, parlare dei fallimenti e delle cose. Ecco, c'è una tensione, nel senso che se usare personale locale è molto politically correct, piace molto a chi fa cooperazione, poi invece chi deve fare medicina, questo per esempio mi viene in mente in Iraq, a Mosul, un ospedale da campo, quando arriva un paziente scioccato, eccetera, questo lo sapete tutti, il team deve lavorare con grande efficienza perché c'è poco tempo da perdere. Purtroppo a volte chi si occupa del recruitment in un contesto disgraziato dove tutti hanno bisogno di lavorare, spesso vengono, e dove manca il personale locale naturalmente, perché sono estremamente richiesti dalle ONG. Quindi adesso mostriamo un po' anche gli altarini, a volte c'è persino competizione, gli stipendi del personale locale vanno alle stelle perché le ONG competono, specie dei medici, competono tra di loro per assumerli. Quindi quasi quasi abbiamo l'assurdo che tu vai ad aiutare, però alla fine sottrai energie di quelle che sono già sul campo. Un po' sì, può succedere anche questo, però in tutti i paesi poveri qui naturalmente la sanità è privata, quindi la grossissima cosa che fanno le organizzazioni umanitarie è fornire assistenza sanitaria gratuita a queste povere persone, perché non c'è pietà. Quando si scende diciamo, nei paesi, nel livello economico dei paesi, la sanità diventa disumana per noi, per la nostra logica, forse per una persona americana abituata all'assicurazione, alla sanità privata è meno, ma per noi vedere le persone gli ultimi feriti eccetera che vengono frodati. Io mi ricordo in Siria un paziente che aveva una visione di una mina con una gamba da amputare. Ovviamente è un grosso problema psicologico accettare le amputazioni, specie per le persone meno acculturate, eccetera. Dopo averle provate tutte, il chirurgo ha detto questa è una gamba da amputare. I parenti di questo paziente lo hanno portato in un altro ospedale privato dove hanno pagato un sacco di soldi e dopo alcuni giorni il paziente è tornato con una vite messa a casaccio, diciamo, insomma, una scusa per spillare soldi alle povere persone in un contesto drammatico. Succedono anche queste cose perché Questo però tra l'altro purtroppo anche perché tanti sistemi economici, chiamiamoli socio-economici, eccetera, hanno impoverito soprattutto nei paesi poveri ogni possibilità della sanità pubblica. Accidenti Questo bisogna dirlo chiaramente, la sanità pubblica è stata lentamente distrutta, no? Dal Fondo Monetario Internazionale, dai metodi di finanziamento, dove magari era stata con fatica costruita, poteva essere, possiamo dire un'aberrazione, poteva essere forse la sanità pubblica uno di quei risultati indiretti favorevoli, fra virgolette, della colonizzazione, invece è stata dalla vera colonizzazione, quella economica, distrutta, e questo ha provocato certamente. Sì, la sanità pubblica ha bisogno di un certo sviluppo economico, io non sono economista, però
però dopo aver fatto tante missioni uno si fa delle domande anche sull'utilità del proprio lavoro. Io comunque costo per venire qui, anche se mi danno un rimborso spese, uno stipendio basso, l'aereo, eccetera, sono comunque migliaia di euro. Quando si va in contesti veramente di basso sviluppo, come poteva essere il Sud Sudan, come può essere il Sud Sudan, il Sudan adesso, eccetera, uno si chiede, ma è veramente il modo più efficiente mandare me, medico, qui in questo, per aiutare queste persone? No, la risposta è no, perché si capisce che effettivamente quando arrivi ad andare a trattare qualcuno in guerra, eccetera, forse c'erano dei modi migliori di spendere i soldi e uno si risponde da solo come? Con lo sviluppo. Il modo migliore forse di investire per aiutare. Però nel frattempo non possiamo lasciare che la gente... No, certo, non possiamo, però... No, sono tradizioni che dobbiamo affrontare. Allora sviluppo, allora uno cerca anche di capire lo sviluppo, eccetera. E qui comincia secondo me la posizione, adesso mi fermerei perché non diventi... Però la posizione un po' fragile del primo mondo sullo sviluppo del terzo mondo che andiamo ad aiutare con le missioni viene un po' fuori. Dopo... vorrei citare anche un libro molto utile su questo che mostra come il primo mondo in realtà, anche dopo il colonialismo, però fermami perché qui il discorso diventa un po', anche dopo il colonialismo per i propri interessi economici ha tenuto, continua a tenere dal punto di vista economico e quindi questo atteggiamento un po' schizofrenico con cui da un lato pubblicizziamo i soldi che vengono spesi in aiuto, in aid, eccetera, ma poi andando a vedere bene che cosa fa il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, eccetera, ecco. Cioè, diciamo che forse... è roba che dovrebbe farci pensare, no? Esatto, poi i poveri migranti che alla fine cercano di entrare in Italia sono forse a me piace, è un po' così, sono forse diciamo la nemesi per il cosiddetto primo mondo che finché non comincia a ragionare su una scala globale non potrà mai fermare i poveracci con i muri. Però torniamo alla medicina umanitaria. È sempre medicina umanitaria, Sì. perché gli uomini sono questi, no? Gli uomini sono questi. Torniamo un attimo alla formazione, che dicevi è importante, avete delle esperienze, c'è qualcosa di mostrarci su questo? Sì, vi mostro qualche diapositiva così invece di tante parole. Ho sottinteso che noi stiamo parlando abbastanza liberamente, come vedete, un po' da quello che esce dalle chiacchierate che facciamo. Se avete domande, riflessioni, se volete far dire a Stefano, al dottore Bartolomeo qualcosa che vi interessa, se avete qualche curiosità anche, perché insomma nessuno... Sì. Qui, via avanti senza problemi. Non è qui i principi di NSF non vorrei andare, vorrei solo richiamare l'attenzione su testimonianza, come vi dicevo, è uno dei principi fondamentali che non vuol dire prendere le parti di qualcuno, anzi l'opposto, perché la sicurezza di noi operatori umanitari è garantita non da scorte o protezioni armate come possono essere le sanità militari. Questa è una cosa che spesso viene chiesta, ma la sicurezza è garantita dal fatto di parlare con tutti, cioè di essere, che sia ben chiaro agli attori, alle fazioni, alle parti in guerra che Medici Senza Frontiere aiuta tutti e non prende le parti di nessuno. Persino con l'ISIS, anzi forse con l'ISIS è stato il primo caso in cui non si poteva parlare, quindi ha creato secondo me dei problemi nuovi di sicurezza, ma con Al-Qaeda si parlava, eccetera. Quindi neutralità e imparzialità sono fondamentali non solo dal punto di vista ideale, ma dal punto di vista pratico della sicurezza. Gli operatori umanitari devono essere percepiti come neutrali e imparziali e i più grandi disastri, quando leggete gli operatori umanitari assassinati, eccetera, avvengono proprio perché qualcosa è andato storto in questo e qualcuno delle parti in causa ha sentito di
essere danneggiata o di non essere, e a quel punto ovviamente le cose diventano piuttosto pelose. Avete mai dovuto interrompere qualche missione per Sì, ma di violenza? all'ordine del giorno, interrompere, sospendere per motivi di sicurezza, anche a Gaza, ogni giorno, voglio dire, quando a Gaza c'erano dei proiettili vaganti, più volte hanno bucato la tenda della sala operatoria, io ero un po', sì, cerco sempre di fidare, diciamo, ognuno dovrebbe fare un po' il suo mestiere, ma quando c'è di mezzo la sicurezza non è nelle nostre mani, c'è qualcuno che se ne occupa e io dico sempre bisogna fidarsi fino a prova contraria. Fino a prova contraria, a volte ci sono dei piccoli indizi in contrario, ma è meglio non farsi prendere tanto, non farsi prendere dai sospetti o dalla dietrologia. Però a questo proposito vorrei mostrare sempre per la sicurezza, a proposito di Gaza, visto che è un po'... Poi se c'è magari un po' di tempo parliamo della missione, però per farvi capire di cosa parliamo, questo è l'ospedale, l'ultimo ospedale dove ho lavorato a Gaza in agosto. Vedete questa parte lì sulla sinistra, vedete le tende, sono delle parti della sala operatoria, e la foto è presa dalla casa dove stavamo, vedete lì c'è una Toyota parcheggiata dal terrazzo della casa dove stavamo, per farvi capire. C'è questa strada in mezzo che si attraversava per andare a lavorare, ovviamente per ragioni di sicurezza non si poteva fare nient'altro che casa, ospedale. Ecco, questa è un'altra visione sempre dalla casa. E questo è quello che è successo 5 giorni dopo che sono andato via. Israele ha colpito con l'ennesimo drone, razzo, chi lo sa, ha colpito l'ennesimo supposto guerriero di Hamas, ma guardate dov'era questa macchina, era esattamente nella strada parallela, vedete, quella è la casa da cui con la bandiera dove venivano, dalla terrazza venivano presi, quindi c'è la prima strada che avete visto, l'ospedale, e questa strada dove hanno lanciato un razzo. E per puro miracolo c'erano dei pazienti in attesa per l'ambulatorio e non sono stati colpiti. Ecco, per farvi capire a questo tipo di missioni l'importanza che può avere la sicurezza. Israele ovviamente l'esercito israeliano ha le coordinate dell'ospedale, eccetera, quindi la garanzia è quella, ovviamente, i dirigenti della Croce Rossa. Però, comunque, torniamo un attimo a qualcosa di meno truculento. E questo, delle missioni didattiche. Ecco, Guglielmo parlava dell'Ucraina, questa è la missione che Medicina Frontiera ha fatto in Ucraina ormai quasi 6 anni fa, per formare i medici locali al trattamento di moderni principi del trauma. Vedete, questo è il chirurgo che insegna a mettere un drenaggio toracico, io che mostro l'intubazione, questa è la consegna dei diplomi. E questo per far capire l'importanza, col senno di poi, forse, chi lo sa, speriamo che qualcosa sia servito da questo diploma. E un altro, sempre questo in un ospedale del Donetsk, l'esercitazione alla maxi emergenza, che volevo mostrarvi, che è una cosa fondamentale, perché come avete visto i feriti nel primo video arrivano sempre in gruppi e l'ospedale viene facilmente sopraffatto. Qui appunto siamo noi che i buffi copricapi delle infermiere scuola sovietica, e durante questa esercitazione di maxi emergenza, vedete, in cui si simula l'arrivo di una quantità di feriti notevole e si cerca di stabilire dei protocolli. Perché? Proprio perché si è visto che vi mostro un ospedale afghano
aiutato da Medici Senza Frontiere dopo l'esplosione di un'autobomba. E così le immagini sono abbastanza crude, ma non c'è niente di non mostrabile, solo per farvi vedere quanto l'organizzazione può essere importante, ma il video non parte, quindi non c'è problema. Vabbè, peccato. Non so se il tecnico può aiutare, ma... No. C'è un video embedded qui. Sul PowerPoint. Sì, sì, è l'idea. Non importa, dai. Ok. Peccato vi avrebbe dato un'idea di quanto non importa. E fine altre missioni didattiche, così trovate l'intruso, questa è in Myanmar, anche qui a formare sul trattamento del trauma, un paese che era ad alto rischio di qualcosa che poi è successo e sta succedendo, e rapporti con le persone locali. Quello alla mia destra quello in centro è il vice ministro del Myanmar che è venuto a inaugurare, naturalmente, quindi sono fondamentali i rapporti anche dal punto di vista, qui di nuovo formazione clinica, e qui di nuovo col vice ministro e un altro pezzo grosso della sanità locale. Altra formazione, questa volta in Africa, nel Sud Sudan, molti anni fa, durante il corso, molto gentili, hanno rilasciato dei controdiplomi a loro volta. Questa è Gaza quest'estate. Io, come dicevo, anche in emergenza mi sforzo sempre di trasmettere, quindi questo è un tecnico di anestesia locale che sotto la mia supervisione questa è Gaza prima, 4 anni fa, un infermiere di anestesia che lavorava con me, e basta questi esempi di missioni, diciamo, didattiche, che sono un aspetto fondamentale proprio per anche in emergenza cercare di lasciare comunque qualcosa che resti più a lungo. L'opposto di questo, se mi permetti 5 minuti, sono queste altre missioni molto che possono colpire, le cosiddette missioni di bush surgery, cioè di chirurgia estrema, se possiamo dire. Sono missioni che spesso si svolgono in posti molto disagiati, ovviamente, in cui che per raggiungere, di solito una volta facciamo dei pezzi, si cominciava in aereo, poi un pezzo in elicottero, poi si arrivava alla sottodelegazione più vicina al posto prescelto, infine con Gypsy, con tutta l'attrezzatura per vivere, per operare, perché ricordiamo, parliamo di posti estremamente basici. E qui era stata scelta una scuola, c'è sempre qualcuno ovviamente in loco che cerca di coordinare, raccogliere i feriti, eccetera. E qui era stata scelta una scuola e sono arrivati, la scuola forse aveva anche un ambulatorio, comunque questa era la situazione. Grandi pulizie il giorno prima, e il giorno dopo si comincia a operare in condizioni abbastanza basiche, però trattandosi dell'unica offerta che queste persone potevano ricevere, piuttosto importante. Questo tipo di missioni ha dei vantaggi e dei limiti. I vantaggi sono quelli che vedete, comunque, di offrire qualcosa a persone che altrimenti non vedrebbero nessun tipo di assistenza. I
i limiti sono che comunque, viste le difficoltà logistiche, si arriva sempre un po' tardi, quindi non è una chirurgia salvavita, forse salva arti, come si dice in inglese, limb saving, perché le persone, diciamo, con lesioni più gravi, emorragiche, eccetera, muoiono prima. Di solito si può arrivare una settimana, 10 giorni in posti così sperduti, no? Però, e naturalmente il follow-up è impossibile perché sono posti talmente ostili in cui al massimo si può stare 1 o 2 giorni, quindi di solito poi si programma un follow-up a distanza di alcune settimane o un mese per se ci sono da togliere i fissatori, eccetera. E anche questa, un po' come la guerra, diciamo, è forse una cosa un po' estrema, la medicina umanitaria non è solo quella, però è anche questo. E anche qui naturalmente questa diapositiva l'ho messa per rispondere, il rapporto con la popolazione locale, con la cultura locale è fondamentale. Ecco, diapositive ne ho anche tante altre, ma E ti faccio un'altra domanda. Prima abbiamo visto, lascia l'ospedale di Tende a Gaza che tanto prima o poi verrà sistemato, stanno andando le cose purtroppo. Ma fai interventi magari in realtà territorialmente non più di guerra, solo di difficoltà sociali, economiche, carestie, eccetera. Costruisci qualcosa, anche abbiamo visto, no? Logisticamente, prima diceva il documentario, un paio di settimane o addirittura anche meno, come riusciamo a costruire un ospedale. Quando è finito, viene consegnato, si riparte, sai qualcosa? Ci sono 2 risposte, una un po' realistica e un po' triste, che è purtroppo che nei posti sfortunati c'è una ciclicità della distruzione che è scoraggiante, specialmente in posti come Sud Sudan, la Palestina, eccetera. Io ricordo la Siria, Aleppo. La Siria, quando ho iniziato mi ricordo c'erano le persone più anziane che lavoravano nel settore da 30 anni, che sei stato a Pibor, in Sud Sudan, all'ospedale. Sì, dunque io sono stato lì nel 65, poi l'abbiamo ricostruito la prima volta lì. La seconda volta l'abbiamo ricostruito, la terza volta purtroppo, e anch'io stesso, tanti progetti dopo qualche anno ho sentito, quello lì è stato completamente ridistrutto, eccetera. Purtroppo succede ogni tanto, no? Che lo riconsegnate magari, lo lasciate in gestione da qualche... Sì. Da qualche sanitario, sì, da qualche gruppo sanitario, qualche organizzazione locale. Però molto spesso, diciamo, è un ciclo molto... Purtroppo drammatico. È un ciclo drammatico, ma che fa parte della vita e del gioco, sì. Senti una cosa, adesso ti faccio un'altra domanda che mi incuriosisce da tempo. Io ho sempre lavorato qui in sanità pubblica, come tu d'altronde qui. Non sono mai andato in giro per il mondo, ho visto il mondo arrivare qui, ne abbiamo accennato prima, non era l'argomento di stasera. Ma oggi anche noi qui un po' di difficoltà ce le abbiamo, no? E tu ogni tanto ci lasci, tu che sei un anestesista adesso ci lasci e vai da un'altra parte. Giustamente, dove stanno peggio di noi? Non si discute su questo. Ma c'è qualche difficoltà in più nel muoversi, nel lasciare dei posti dove la tua presenza è diventata forse più indispensabile rispetto a qualche anno fa? Tu dici una difficoltà personali, psicologiche? O anche difficoltà organizzative, forse una volta era più facile. Una volta era più facile, sì. No, in realtà anche questo è un po' un aspetto della medicina umanitaria che è delicato, nel senso che è sempre molto difficile trovare il tempo, riuscire ad ottenere dall'ospedale il tempo per partire. E lo dico un po', lo dico un po' malvolentieri, però è una cosa che anche questa dura da tollerare, nel senso che
se da un lato noi operatori umanitari siamo apprezzati socialmente, a volte anche tantissimo, no? Lavori per Senza Frontiere, eccetera, e veniamo invitati come questa sera a parlare, eccetera. Dall'altro lato, nella struttura di provenienza, fare queste cose, diciamo, non aiuta la carriera, ecco, mettiamola in questi termini, sia perché sono cose lontane, sia perché ognuno fa forse i propri interessi, però e molti, ma direi la stragrande maggioranza dei medici operatori umanitari che hanno voluto perseguire questa carriera hanno dovuto licenziarsi. Secondo me non è posso dire, non è un grande guadagno. Non è bravo, bravissimo, proprio questo voglio dire. Invece io insisto, continuo a fare un punto, è fondamentale, come abbiamo detto all'inizio, che il flusso sia nelle due dimensioni, cioè nelle due direzioni. Quindi che tenere un piede qui e un piede là è fondamentale per tutti, sia per il sistema qui che per il sistema là, anche perché lavorando solo nel settore umanitario si perdono tante capacità, tanti skills e quindi non è corretto neanche verso le persone che si va ad aiutare, perché si va con un bagaglio minore, eccetera, e viceversa. Quindi spezziamo per una lancia, ci dovrebbe essere un po' più di attenzione. Stavo pensando a queste cose, forse non c'entra direttamente, magari per il pubblico non so. Stavo pensando perché poi in realtà adesso, soprattutto in alcune regioni d'Italia, ma ormai saremo pronti dappertutto, stiamo implorando che vengano medici da altri paesi, o infermieri, poi adesso anche il ministro ne porterà migliaia, da altri per aiutarci a sopravvivere noi che è un po' diversa la situazione. Quindi quello che dicevi della reciprocità ci sta interessando. Io questo mi sembra più un concetto economico, sì, di sfruttamento, però non credo che vengano per aiutare l'Italia, vengono attirati da stipendi che nei loro paesi non possono avere. Non è quello che accennavi tu prima, qualche volta noi siamo lì, prendiamo delle persone di lì e abbiamo bisogno, certo, cioè è sempre un meccanismo molto complesso, però dovrebbe almeno farci pensare. Alla fine noi adesso in questo momento, certo abbiamo persone come te, ma tanti altri, quindi portiamo questo flusso anche di informazioni, di notizie, di formazione, di tecniche, di strumenti addirittura. Però stiamo in una situazione in cui abbiamo anche bisogno che altri da fuori vengano per tenere in piedi la nostra organizzazione. Però almeno pensarci, io non dico che un'altra faccia ancora. Però il fatto che queste persone, mi viene in mente il ministro che ha citato 20.000 infermieri indiani, vengano da paesi dove non credo che abbiano un surplus di infermieri, e chi li fa venire non si preoccupa, vuol dire, è forse anche questo. Dovremmo imparare a preoccuparci. Una cooperazione al contrario. Ecco, essere di qua e di là ti permette di vedere da due punti di vista la realtà. E forse noi qualche volta invece la vediamo solo dal nostro, stando fermi qui, magari sì, interessandoci, appassionandoci, vogliamo bene, certamente, nessuno dice, a me bisogna capire che si arrangino, no, però non ci rendiamo conto forse di questi diversi punti di vista. Sì, e poi chi fa l'operatore umanitario, voglio dire, sì, precisiamo, perché poi a volte si sentono anche delle cose per soldi, eccetera, non prende soldi dall'ospedale, quindi non sottrae a costo, cioè diciamo, quando è in missione non viene pagato dall'ospedale, può avere un rimborso spese o uno stipendio a seconda del tipo di organizzazione per cui lavora, ma è a costo zero per l'ospedale, quindi no, ha fatto bene a dirlo, perché magari è un problema organizzativo, quindi uno si prende due stipendi. Dovrebbe esserci una tutela un po', un rispetto un po' maggiore, nel senso che, non so, se una dipendente dell'ospedale, un medico, va in gravidanza, nessuno si sogna di dire però devi andare in gravidanza proprio adesso che abbiamo bisogno che è malato anche quello, cioè è comunque prendersi bene. Ecco, nessuno si sogna qui, sicuramente in altri posti, in altri epoche si sognerà. Ecco, per me questa cosa
della medicina umanitaria è un po' simile, perché in Italia, perché quando parlo con i miei colleghi stranieri all'estero ridono, non riescono a capire perché io ho problemi ad avere l'aspettativa, perché in altri paesi andare, ok, non ti diamo lo stipendio, c'è molto più un concetto di flessibilità, è una cosa solo italiana, quella che è un po'... E anche l'aspetto, diciamo, del portare qualcosa è un'altra cosa, non mi scontro, ma tutti i miei colleghi quando tornano vengono chiamati dal Ministero a parlare. Io ringrazio moltissimo gli organizzatori qui per aver dato questo, ma dovrebbe essere anche l'ospedale interessato, no? Che cosa hai visto e cosa hai fatto? Zero. Io appunto un problema, se è un problema di lontananza o qualcosa, è proprio un muro. All'estero non è così. Dovrebbero esserci, come dire, non lo so, delle quote protette, un ospedale garantire una maggiore trasparenza, garantire delle quote di persone, eccetera. Dal punto di vista culturale, cioè tu pensa solo, prima abbiamo detto i migranti, eccetera, quanto è, non che qui i migranti hanno magari problemi diversi da quelli del loro paese d'origine, però conoscere come vivevano, quali problemi hanno in quei paesi lì, perché scappano, perché che non è solo la guerra purtroppo, no? I cambiamenti climatici, le carestie, conoscere, avere persone che ci sono state, che possono raccontare a chi lavora qui, quali sono anche per l'ospedale stesso poter dire, noi abbiamo aiutato quel coso mandando il dottore o l'infermiere XY, magari con materiali eccetera. Magari se tutti gli ospedali dovessero comunque avere sempre qualcuno eccetera, sarebbe un passo, secondo me. Siccome parliamo di medicina umanitaria, sarebbe un passo di grande umanità. Avete qualche domanda? Ecco. Possiamo sederci? Sì, C'è il microfono. allora io ne avrei diverse, ma parto dalla più facile, se no la tiro troppo lunga. La prima cosa che avete detto è questo è un contesto di medicina umanitaria dove l'umanità è quello che servirebbe a risolvere il problema. E poi hai parlato di testimonianza. Ora, Médecins Sans Frontières è un'organizzazione fortemente riconosciuta dall'intera popolazione nazionale. Un video come quello che hai mostrato è un video che, al di là di quello che uno pensa politicamente, impatta lo stomaco, ti viene il groppo. Capisci tante cose che la gran parte della popolazione sta scotomizzando. Non c'è la possibilità per Médecins Sans Frontières di portare in modo più aggressivo questa testimonianza, senza perdere la neutralità, perché queste sono cose oggettive, innegabili, che farebbero sì, se portate davvero alla pancia della gente, non devi portarla alla testa, devi portarla alla pancia, potrebbero aiutare la pancia della gente a trasmettere il messaggio che quello è un genocidio vero e a smetterla almeno di discutere di cose futili e ideologiche, perché la morte innegabile di così tante persone, di così tanti bambini, è un qualcosa appunto di innegabile. Allora la prima domanda è sulla testimonianza. Ma no, ce l'ho. No, io ti ringrazio di aver detto questo perché è tutto qui dentro, anche in quello che diceva il dottore del video. Io penso che quando vedi queste cose, la prima cosa ti passa la voglia di prendere posizione e di giudicare, eccetera. Come ha detto lui, non ha citato palestinesi, israeliani, nessuna intenzione. Quando vedi dici, cerco solo di imboccarmi le gambe, le mani, e io dico sempre, tante persone, da Salvini in giù, secondo me, se vedessero, e qui vorrei risponderti, se avessero la possibilità di vedere, cambierebbero atteggiamento. Stiamo parlando dei migranti perché uno dei grossi privilegi di fare la medicina umanitaria è vedere queste situazioni e fare testimonianza. Io ho visto in Iraq dei medici come me, la moglie, lo racconto sempre, lavorava per noi, il marito era un cardiologo,
la situazione del paese si è incasinata, come può succedere ovunque, in qualsiasi momento, specie negli ultimi tempi, ha preso una barca e è finito tra i cosiddetti migranti che noi stiamo cercando di... Ecco, quando uno ha il privilegio di vedere che non sono persone, non sono carcerati, come cercano di fare, sono persone normali che cercano una vita migliore, secondo me già cambia l'atteggiamento. Sul fatto che questo, io credo che Medici Senza Frontiere sia già molto impegnato su questo, mi viene solo da pensare la lotta che c'è stata per le navi, che c'è ancora per le navi di soccorso nel Mediterraneo, con il governo, il nostro ministro dell'interno che ferma le navi, che adesso è sotto un processo. Più di così mi verrebbe da pensare, è difficile, forse non c'è proprio la volontà di vedere a un certo punto, non lo so, cosa dici, in termini di più testimonianza da parte di Medici Senza Frontiere dal punto di vista tecnico, pensando alle campagne che fa, eccetera, non mi sento di dire, più cercare di cambiare la mentalità, come stiamo facendo questa sera, come secondo me dovrebbero fare gli ospedali, appoggiando, aiutando le persone che poi parlano, eccetera, sicuramente. Però hai messo un dito su una cosa, cioè lo stacco tra quello che arriva. Io ho mandato questo video che avete visto a una povera giornalista del Messaggero, che dicendo ma perché non possiamo mostrare cose come questa in Italia? Perché quando sei lì sei talmente inorridito che vuoi fare questo, però è già, forse non è solo di Medici Senza Frontiere, è anche un problema di cultura nazionale, non essere tanto attenti, no? Anche questo è un aspetto d'Italia rispetto ad altri paesi. Noi per esempio nei nostri notiziari radio-televisivi ai problemi che escono dedichiamo mezz'ore, ore intere a dibattiti, talk show per le due frasi pronunciate da un politico, da un altro, da un fantasioso, anche non è politico né niente, o pensa magari a discussioni che abbiamo avuto anche ai tempi della pandemia sulle vaccinazioni eccetera, e la gente non sa quasi nulla, non può imparare nulla su qual è la situazione vera del mondo, qual è la situazione. Cioè, guardate, lui ha detto, tu hai citato adesso questa storia delle navi, c'è anche Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere va benissimo se parla così appunto di interventi occasionali in realtà drammatiche, lontane da noi, in cui probabilmente ci fa sentire bravi, perché ecco, noi siamo andati a dare una mano. Ma perché? E invece se interviene per salvare la gente che altrimenti morirebbe a migliaia nel Mediterraneo, è un sovversivo, pericoloso. Ma questo perché, è un problema vero. io ti faccio io la domanda, perché questo video non è stato visto in Italia? Correggetemi se qualcuno ha visto qualcosa del genere. Ma se è un telegiornale, perché non lo può mostrare? Io non ho una risposta, ma ripeto, è liberamente disponibile sul sito del New York Times, quindi non ha vincoli, non mi sembra che abbia... Perché nessun giornalista ormai, non so, in una sua trasmissione o qualcosa del genere? Come dici tu, io penso che valga molto più di tante parole, ma me lo chiedo io stesso, non ho una risposta, perché nessuno... Io l'ho trovato e ho detto, cavolo, questo è esattamente quello che vorrei dire. Poi quando sei sensibilizzato cercando qua e là, però non arriva al mainstream dell'informazione, non lo so, io non ho risposte. L'esperienza in genere, io seguo più da vicino, come è stato detto, la medicina delle migrazioni, il problema dei migranti, ma le cose che si raccontano, che si dicono fino a questi ultimi giorni, abbiamo sentito, sono veramente oscene. Non ho un'altra parola, perché tu puoi avere delle idee diverse su come risolvere le questioni, questo è chiaro, però la realtà è una. La realtà è quella che, o almeno è una, e si può vedere da tanti punti di vista, ma dovresti almeno mostrare anche i punti di vista diversi e anche le cose che non sono comode. Io penso che se ti dicessero perché non li presentano, perché sono troppo violenti, ti direbbero, no?
ti turba. Ma magari poi si fanno vedere molte altre cose più peggiori, però qui potresti mettere in crisi un... No, Ripeto, io sì, penso che stiamo andando più su aspetti antropologici, politici, però questo video io veramente lo vorrei, sì. lo vorresti diffuso? No, ammiro in un certo senso il fatto che almeno negli Stati Uniti qualcuno abbia pensato di metterlo, però mi sembra che nessuno, gli Stati Uniti non è che siano... Sì. Ma guarda, francamente io credo che, per esempio, tu hai citato altri casi, no? Ma quanto spazio viene dedicato nella nostra informazione ad alcune delle zone di cui tu hai parlato, dove tu sei intervenuto, dove tu sei andato, dove le cose non sono risolte, nessuno parla più della Siria, per esempio, ne abbiamo parlato ai suoi tempi perché sono arrivati 1 milione di cittadini siriani in Europa, fra cui medici, infermieri, lavoratori di vario tipo, eccetera, no? Ma adesso qualcuno ha sentito in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, qualcuno che abbia raccontato di cosa sta succedendo in Siria? La Siria è pacificata, il Sud-Sudan in che condizioni è? Il Sud, adesso qualcuno sa di cosa sta succedendo in Sud, è una catastrofe più grande, peggio della... se si può fare una graduatoria, peggio della Siria, peggio di tutto, stanno succedendo delle cose inenaranti. E di nuovo il privilegio, che io non finirò mai di dire, di fare questa metà del mio lavoro è di vedere delle cose per cui poi resti interessato per tutta la vita. Io ho anche una diapositiva dei colleghi, ex colleghi curdi, che quando è scoppiata la piccola guerra 3 anni fa della Turchia che ha bombardato il Curd, mi hanno mandato su WhatsApp un messaggio: aiuto, ci stanno bombardando. Ecco, questo di chi fa medicina umanitaria è un aspetto veramente magnifico, che tu lo sai, cioè il fatto di vedere e capire tante cose in giro per il mondo, che poi ti resta questa apertura per sempre, questo interesse per sempre. Poi sui giornali, anche quando c'è il trafiletto piccolo su quella cosa, uno se lo va a vedere perché è rimasto interessato. Sì, questo dovrebbe essere una cosa, cioè quando abbiamo parlato uno dei giorni scorsi, ho detto è fondamentale il ruolo della conoscenza, perché senza conoscenza, è uno dei motivi di questo incontro di stasera, della tua presenza, è anche questo, far conoscere perché hai sperimentato direttamente, perché hai visto e perché continuerai sempre a seguire queste cose. La conoscenza, anche educazione e cultura, sì, cioè adesso quante persone mi dicono: ma cosa vai a fare lì, lasciali morire, che quelli lì, eccetera, così adesso. Sì, a seconda della zona comunque. Potrei rispondere con una cattivissima battuta: tu vai ad aiutarmi a casa loro. Esatto, dai, molto bene. Siccome sono questi no, penso che... Però scusa, queste persone, ecco, come dire, spesso io l'avevo detto 15 anni fa, non so, il fatto che la guerra, adesso tutti abbiamo più paura, più eccetera, chi fa questo lavoro lo vede, lo ha sempre saputo, non è che porta sfortuna, però il fatto che la nostra pace, il nostro benessere sia precario e sia in parte, basato sul malessere di altre persone, questo è un messaggio fondamentale che tutti quelli che fanno medicina umanitaria hanno dentro di sé ed è quello che ti viene quando vedi, ed è importantissimo perché poi ti fa capire anche che appunto può succedere da un momento all'altro, un po' tutti lo stiamo, non succederà, però lo stiamo vedendo che si sta avvicinando, diciamo, ecco. Ma io da quando ho iniziato più di 20 anni fa a fare, che lo dico ai miei amici, lo dico a tutti: guardate che non è così lontano, basta girare l'angolo e i disastri sono lì. Ecco, questa è la testimonianza fondamentale anche nel nostro interesse. Poi ci sono varie reazioni, purtroppo molte persone reagiscono: mettiamo il muro, chiudiamo, eccetera. Che non ci umano. capiranno. Io penso che No, è umano.
Però Ma è anche tiriamo umano fuori gli non altri, fermarsi di scriviamo. fronte a niente. Quando sei nella cacca, cosa fai? Cerchi di prendere la tua famiglia e portarla e darle un futuro migliore a tutti i costi, anche quello di affogare nel Mediterraneo. Però devi vedere da dove partono per capire perché uno sceglie di mettere a rischio la propria famiglia o la propria vita. Io direi che su alcune cose però le abbiamo forse imparate, anche stasera le abbiamo rilette e imparate, ma almeno due vorrei ricordarle. La prima è che molti anni fa, quando studiavamo la storia, eravamo ancora studenti, diciamo, le vittime civili della guerra, no? Ci si immaginava le guerre con i militari, ai tempi non è mai stato così, le vittime civili ci sono sempre state, solo che adesso sembra proprio che sia determinante prima uccidere e distruggere le città e i civili più che andare a colpire altri eserciti. E questo l'abbiamo visto in Siria, lo stiamo vedendo a Gaza in maniera drammatica. La seconda cosa, certo, Medici Senza Frontiere, non solo, ma tutti gli interventi umanitari così profondi, così drammatici, in situazioni così drammatiche, confermano che c'è per fare medicina, per fare qualsiasi medicina, per fare tutela della salute, per garantire la salute delle persone, c'è un prerequisito essenziale di cui noi stiamo godendo, come ricordavi tu, da 80 anni, che è la pace. Possiamo avere le più grandi tecniche di intervento, tu che sei uno che lavora. Sì, io anche qui vorrei, forse semplificando, ma non tanto, io credo che pochi fanno la guerra se hanno lo stomaco pieno. Purtroppo la pace e povertà, guerra e povertà sono... La pace d'altronde non nasce solo Per questo dicevo all'inizio, dopo un po' chi fa questo mestiere si chiede sempre, ma ok, io faccio il medico, ma chi fa sviluppo economico, chi si occupa di sviluppare questi paesi, di aumentare il livello di educazione, di cultura, al di là, ok, io posso aiutare un medico, ma ci vogliono le università, la formazione, lo sviluppo, no? Quindi però è un po' la stessa cosa. Le cose si inseguono, la pace segue lo stare bene, ma è impossibile stare bene senza la pace. Adesso me lo stai tirando fuori, però proprio... La tira fuori, se no... No, a questo proposito, se qualcuno si sente interessato sull'ipocrisia del nostro mondo verso... Questo è quello che dicevo al collega dal Kurdistan siriano, che in tempo reale per me sono delle... Ecco, questo libro è molto, aiuta molto su quello che dici, cioè perché ci sono delle disuguaglianze e se siamo veramente, se abbiamo la coscienza pulita come primo mondo nei confronti delle persone che poi andiamo a aiutare quando sono sventrate o quando è scoppiata la guerra nei loro paesi. Ecco, per me è un libro davvero, ho imparato tantissime cose che non sapevo, che vi consiglio, solo per darvi un'idea. Questa è una pagina che prima sono riuscito. Questo è un economista, senior economista del Fondo Monetario Internazionale che ha scritto questa lettera aperta, che poi sì, era aperta, ma erano le sue vere dimissioni. A proposito di quello che dicevamo prima, che dicevi prima. Sì. Queste e altre cose mi hanno scioccato di questo libro, cose che io ignoravo, non sono un economista, però vedere che in realtà la storia spiega molte delle cose che noi consideriamo accidentali e la schizofrenia del primo mondo che con un braccio aiuta o fa finta di aiutare, ma con l'altro, con interventi di altro tipo, economico, eccetera, soffoca. Adesso ti faccio una domanda più difficile. Parto dall'ammirazione e
per quello che viene fatto nei posti più difficili, mettendo a repentaglio la propria vita. Io dichiaro subito di essere un pusillanime, ho operato, passato 4 anni in Africa, ma sempre solo in posti dove non c'era la guerra. Non ce la faccio immaginare di lavorare in un posto dove ci sia la guerra. Ma la domanda è, ma al di là del bisogno giusto di andare a cercare di mettere una toppa, di aiutare le persone che acutamente stanno soffrendo per qualcosa di terribile, tutti quanti noi che abbiamo lavorato nel terzo mondo sappiamo che ci sono catastrofi umanitarie non dovute alla guerra ma dovute alla miseria che occupano una parte del mondo dove magari per ora fortunatamente la guerra non c'è, ma dove vengono fatti investimenti scarsissimi. E allora, dopo aver sentito della costruzione, della distruzione, della ricostruzione, della ridistruzione di ospedali in alcune parti, ma siete sicuri che la strategia giusta sia quella di intervenire sempre in emergenza e sempre in posti dove la catastrofe è indotta dagli umani e c'è la guerra, e non invece dove c'è la possibilità di fare formazione che rimane, costruire cose che rimangono e investire molto meno e vedere crescere le piantine? No, certamente no, ma Giuseppe, non sono d'accordo, forse è colpa mia per il mio profilo, che questa sera abbiamo molto indugiato sulla guerra, però Medici Senza Frontiere, organizzazioni fanno cooperazione e sviluppo a 360 gradi, anche in posti dove la guerra non c'è la miseria, e poi mi viene in mente un paese che si chiama Eswatini adesso, che è super pacifico, è l'ex Swaziland, forse, dove Medici Senza Frontiere ha dei progetti, e quindi mi dispiace, rispondo alla tua domanda dicendo che non sono tanto d'accordo con le premesse. Quello che dici è verissimo, però le cose vengono comunque fatte, però vale il discorso secondo me che abbiamo portato fino adesso, che ok, bello ristrutturare l'ospedale eccetera, però se poi il paese non ha un'università, se poi la gente non ha i soldi eccetera, quindi a monte di tutto secondo me alla fine una visione matura vuole vedere cosa facciamo per aiutare questi paesi a svilupparsi. Certo, noi siamo sanitari, possiamo fare, però la cosa fondamentale è veramente lo sviluppo, e qui entrano in gioco argomenti e dinamiche economiche che non mi appartengono, che sto cercando di imparare, però spesso mi dico che forse l'economia in campo umanitario è più importante della medicina a lungo termine. Ma io penso che, da quel che conosco io di Medici Senza Frontiere, non solo di Medici Senza Frontiere, ma di tante organizzazioni che lavorano nella cooperazione internazionale, c'è sempre un po' questa divaricazione, no? Fra la necessità di intervenire nelle emergenze perché insomma, dobbiamo fare qualcosa, guardiamola positivamente questa cosa, ma anche la voglia si diceva una volta, non di portare il pesce ma di insegnare a pescare, ma a parte questo proprio la voglia di costruire qualcosa di più, perché in alcuni paesi, da quel che si legge, da quel che si sa e anche dalle altre esperienze raccolte, si fanno altri tipi di interventi, cercando di costruire un minimo di medicina territoriale, di medicina di base. Rendiamoci anche conto che i sistemi sanitari tipo il nostro, o quelli europei in genere, dell'Europa occidentale, quelli che abbiamo costruito negli anni dell'edificazione del servizio sanitario pubblico e universale, non esiste nulla di questo. Di costruire piccole realtà territoriali può essere già un esempio importante. Io credo che ci siano anche questo, ci sia in Medici Senza Frontiere e ci sia anche in altre organizzazioni. Certo che fa forse anche, ritornando sul problema della comunicazione, delle cose da dire, delle cose da fare, è più facile, forse non più facile, certamente è più
a livello di opinione pubblica magari l'accoglienza di un intervento emergenziale è più facile, nel senso che è molto più complesso spiegare che la gente si muove, perviene qui, che le migrazioni sono legate a tanti fattori, tant'è vero che abbiamo visto le risposte, magari di fronte a una guerra qualche risposta c'è stata, quando comincia a dire che le persone si muovono per 1000 altri motivi, e che i progetti non emergenza ci sono, cioè sappiamo che nei paesi poveri la causa di mortalità non è mai la guerra o il tram, ma sono la malaria, la tubercolosi, l'AIDS fino a poco tempo fa, e nelle città frontiere ne ha tantissimi di progetti. Questo come dice lui, certamente. sì, è più difficile Però, però i progetti, no, tubercolosi, malaria, eccetera, in Africa. Però anche lì la tubercolosi è figlia della povertà, scusatemi se insisto, ma noi andiamo a curare la tubercolosi, di solito l'associazione di 4-5 farmaci di persone che ce l'hanno perché il paese è povero. Tanto volevo chiedere se ci sono delle altre riflessioni o domande. Buonasera, io volevo fare delle domande un po' più pratiche. Volevo sapere quanto durano le sue missioni, quando va in formazione piuttosto quando va appunto in situazioni di emergenza, oppure quando va in quei paesi dove è proprio difficilissimo arrivare. Lei ha detto vi fermate 1 o 2 giorni. Quindi, e poi volevo chiedere se, forse adesso non so, ma almeno agli inizi, se come medici e come infermieri avete poi anche dei supporti psicologici al vostro rientro prima di arrivare, perché mi aveva molto colpito un po' di anni fa, avevo letto un libro di Gino Strada sulla sua esperienza in emergency e c'erano molti infermieri e dottori che poi andavano proprio in depressione anche dopo aver vissuto situazioni molto faticose, insomma. Quindi ecco, volevo fare queste domande qui. Ne avrei altre, ma insomma queste mi incuriosiscono un po' di più. Grazie. Dunque, per quanto riguarda la prima, la durata è estremamente variabile. Anche questo, la ringrazio per aver detto questo, perché molto spesso la gente cerca di inquadrare la medicina umanitaria proprio non avendo idea, essendo così lontana in qualcosa, ma i progetti possono differire l'uno dall'altro in maniera notevole. Spero di averlo discusso questa sera. Un progetto che fa le vaccinazioni ai bambini con uno che fa chirurgia, sono estremamente variabili. Può essere un contesto pacifico, un contesto di guerra, un contesto di preguerra, e quindi anche la durata ne risente. Non esiste uno standard. In linea di massima, più il contesto è ostile e più è difficile viverci, pericoloso, e quindi più breve è la missione, anche per salvaguardare, come ha detto nella seconda parte, il benessere psicologico. Per essere un po' più pratici, diciamo che, e poi esistono anche diversi tipi di missioni. Le missioni, quelle che faccio io, chirurgiche, appunto sono sempre abbastanza dure perché sono in zone di guerra, quindi diciamo la durata media potrebbe essere 2-3 mesi per le missioni chirurgiche in contatto di media, ma meno in contesti veramente impegnativi. Per esempio avete visto, il medico è stato 3 settimane a Gaza, il collega americano, io sono stato 6. E poi esiste un altro aspetto, è sempre un po' la tensione. L'organizzazione ha interesse a far stare le persone di più, perché ovviamente devono pagare un volo aereo. Le persone come me hanno grossi problemi a ottenere il tempo libero dall'ospedale e quindi spingono per una missione più breve. Quindi in più diciamo, aumenta l'esperienza e la seniorità, e più uno può chiedere di stare meno tempo, anche per ragioni pratiche. Quindi diciamo la prima missione per i medici o gli infermieri ormai viene chiesta circa 6 mesi,
però man mano che aumenta l'esperienza si può stare via anche di meno, anche un mese come minimo, diciamo. Per noi sanitari, persone con ruoli più organizzativi, capomissioni eccetera, fanno missioni più lunghe, 1-2 anni. E per il supporto psicologico? Supporto psicologico assolutamente, anche troppo devo dire, nel senso che ci sono due tipi di supporto psicologico, uno per i locali, e questo fa parte naturalmente della medicina umanitaria ed è molto potenziato negli ultimi anni, si è cominciato a capire sempre di più l'importanza, per cui c'è sempre in contesti di guerra uno psicologo, anche a Gaza c'era per la popolazione locale, che io ammiro sempre tantissimo, perché riuscire a fare della psicologia con una barriera linguistica e culturale, all'inizio io ammetto i miei quasi li prendevo in giro, perché dicevo ma dai voi psicologi cosa venite occidentali, non parla con pensate di fare psicologia con un mediatore. Poi ho visto la seguente scena, c'era appunto la psicologa di Medici Senza Frontiere, era un ospedale siriano con dei bambini ustionati, e 2 o 3 bambini che io al giro la mattina li vedevo sempre cupi, tristi, come può essere un bambino ustionato al 60% del corpo, legato al letto, pieno di dolori per l'ustione, eccetera, le flebo. Per cui lei è entrata in questo reparto, e io ho detto, ho finito il giro, ciao, vai. E dopo mezz'ora sono rientrato e ho visto tutti i bambini che saltavano sul letto, che giocavano, lanciavano aeroplanini, oggetti, eccetera, e ho cambiato completamente. Io non so come ha fatto, questa era una psicologa argentina, però mi sono rimangiato tutte le cose, ma questo fai psicologia, questi poveri bambini che parlano solo arabo, ustionati, eccetera, e tu che vieni così, per cui è importante e io ho dovuto cambiare idea. La psicologia per gli operatori sì, c'è assolutamente, anche quella sempre di più, viene offerta e pubblicizzata sia prima che durante la missione, e viene fatta una grandissima promozione sull'autoprotezione, nel senso segnalare comunque, perché in contesti difficili la prima cosa che fa una persona si isola, e quindi parlare, segnalare tutti i piccoli stratagemmi per cercare di mantenere una salute psicologica accettabile durante la missione, e comunque al termine della missione viene sempre offerto un supporto